Eccoci nuovamente in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Giornata dei Veneti nel Mondo, la grande storia dell'immigrazione veneta. Siamo arrivati alla quarta parte, come anticipato daremo spazio alla figura di Papa Luciani raccontata attraverso le parole, le immagini e i commenti del direttore della Fondazione Papa Luciani. Parliamo di Loris Serafini, che è anche consigliere dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e che da poco ha curato e pubblicato attraverso Bellunesi nel Mondo Edizioni una pubblicazione dedicata a un altro personaggio straordinario della provincia di Belluno. Parliamo di Don Antonio della Lucia. Di certo ci sarà un altro momento per parlare anche di questa lodevole figura, ma oggi invece si parlerà del grande e indimenticabile Albino Luciani, il Papa del Sorriso, presto beato. E quindi la parola va direttamente a Loris Serafini. Grazie Loris. Oggi parleremo della figura di Albino Luciani, del futuro beato Papa Giovanni Paolo I. Intendo futuro perché ancora non c'è stata la celebrazione della beatificazione con la dichiarazione da parte di Papa Francesco del nuovo beato, ma ormai non c'è più alcun ostacolo perché Albino Luciani possa essere dichiarato beato. Io vi parlo dal paese natale del futuro beato, che è Canale d'Agordo, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi e anche vicino al centro geografico delle Dolomiti Bellunesi. Albino Luciani è nato il 17 ottobre del 1912 in questo piccolo paese di confine. Dobbiamo tenere presente la realtà storica di quel momento, cioè una pieve, la pieve, una delle ultime della diocesi di Belluno, dell'antica diocesi di Belluno, posta al confine con gli stati imperiali. Prima era posta al confine con il Principato Vescovile di Trento e di Bressanone, e poi negli anni in cui Luciani è nato era ancora al confine con l'Austria-Ungheria, perché il Passo San Pellegrino, a pochissimi chilometri dal centro di Canale d'Agordo, e il Passo Valle segnavano appunto questo confine. Dunque una posizione estremamente importante perché era una zona anche tra l'altro di contrabbando, e c'erano le caserme che filtravano e cercavano di fermare questo fenomeno, perché proprio accadeva che c'erano questi scambi continui tra le due popolazioni. Ecco, il piccolo Albino nasce in questo contesto qui, in un momento storico di tensione, no? Sono gli anni precedenti allo scoppio della Grande Guerra, e in una zona che di fatto era in continuo scambio culturale con l'Austria, perché oltre ad essere stata prima nel Lombardo-Veneto austriaco, aveva uno sbocco lavorativo assolutamente di grandissima importanza verso i territori imperiali. Il papà e la mamma del futuro papa erano infatti entrambi emigranti, e il papà in particolare era stato emigrante a Innsbruck, dove nel 1883, all'età di soli 11 anni, aveva iniziato a lavorare come manovale, come aiuto operaio. E la mamma invece era stata emigrante in Svizzera. Il papà, appunto, abbiamo detto, non soltanto in Austria, così piccolo, ma poi anche in Germania, in Svizzera in particolare, in Francia e perfino in Argentina, a La Plata. Quindi aveva tentato perfino un po' di fortuna, ecco, in quelle zone. La madre invece per 3 anni è stata in Svizzera a lavorare in una fabbrica di caramelle dal 1897 al 1900. Quindi una famiglia di povertà, in cui il piccolo ha sperimentato la povertà, è una famiglia di emigranti, perché l'economia della zona si basava da un lato sulle rendite dei miseri campi, dei miseri prati, dei boschi, che non erano sufficienti per l'economia familiare, dall'altra sull'emigrazione stessa.
il padre, ma prima anche la madre, dovevano in qualche maniera sopperire a questa mancanza di introiti, prendendo la via dell'emigrazione. Ecco, quindi un paese che all'epoca era davvero con pochissimi mezzi e di grande povertà, in cui le famiglie erano costrette, ma fin dall'Ottocento, dalla seconda metà dell'Ottocento, a fare questi grandi sacrifici. L'emigrazione c'era sempre stata del resto, ma era piuttosto breve e stagionale. A partire dalla metà dell'Ottocento invece era diventato un fenomeno imprescindibile, purtroppo necessario per la manutenzione della famiglia. Ecco, quindi il futuro Papa, quando diventò effettivamente sommo pontefice, ricordò nell'udienza ai bellunesi di essere stato anche lui di famiglia povera, di aver assolutamente sentito i morsi della fame. È bello ricordare questa udienza perché, diciamo, tra le 3 concesse ai Veneti, la giornata del 3 settembre 1978, quella concessa ai vittoriesi e ai veneziani, quella dei bellunesi è stata quella in cui si è confidato maggiormente, no? Perché la sentiva anche un po' più sua, e quindi lui dice, leggo dalle sue stesse parole, stamattina è la terza udienza, prima con quelli di Vittorio, poi con quelli di Venezia, adesso qui quelli di Belluno. Ma vi assicuro che questa è la volta in cui mi sento più commosso. Ringrazio il Vescovo per le parole che ha detto, ringrazio voi per le offerte che mi fate per i poveri. Ho già dato un'occhiata a questa adunanza, vedo i miei parenti, essi mi ricordano Canale, dove sono stato ragazzo. Spero che i miei coetanei non vadano a fare propaganda contraria al Papa. Ho visto che hanno dissepolto dalle soffitte perfino i miei compiti di quarta elementare. Manco male, ma non per favore i voti in condotta. Farebbero poco onore a me, ma anche a voi altri. Ecco, con queste parole molto semplici il nuovo Papa saluta i suoi compaesani presenti all'udienza e ricorda di essere nato appunto in questa famiglia povera. Questa è la sua casa natale, così come si presentava fino a pochissimo fa, prima che la diocesi di Vittorio Veneto nel 2019 la acquistasse grazie alla donazione personale del cardinale Beniamino Stella, che è il postulatore della causa di canonizzazione di Papa Luciano. Ecco, lui amava ricordare di essere il piccolo di una volta, quindi da vescovo e da papa ha sempre cercato di aderire al suo motto, che era l'umiltà, humilitas. Piccolo si sentiva davanti a Dio, piccolo si sentiva davanti al grande ministero che la Chiesa gli aveva posto sulle spalle. Ma proprio grazie a questo suo atteggiamento ha lavorato la santità in lui, perché la santità non è qualcosa di straordinario, ma è qualcosa di estremamente ordinario. E lui la visse proprio nell'adesione quotidiana agli impegni, alle persone concrete, ai fatti che gli capitavano di giorno in giorno. Ricordava anche da vescovo e in seguito di essere venuto dai campi. Ecco perché sceglie quel motto humilitas che deriva dalla parola latina humus, che significa terra. La terra dalla quale era stato tratto, ma nella quale aveva lavorato fin da ragazzo, aiutando la famiglia a falciare, a raccogliere dai campi i miseri frutti che la terra offriva. Ecco, amava ritornare in famiglia, lo fece specialmente dopo la morte della madre. La madre che vediamo a sinistra nella fotografia, insieme ai suoi nonni materni, agli zii materni. La madre che lui amava molto e che era stata la sua prima catechista. Donna di grande fede,
Bortola, si chiamava così, Bortola Tancon, educò i figli al catechismo, li educò a una vita di sani principi, di valori, mentre il padre, che era operaio, è stato attivista anche all'interno del Partito Socialista in Germania, era molto attento ai problemi sociali del lavoro, degli operai e aveva un grandissimo senso di rettitudine, cioè era un uomo di una onestà assoluta e integerrimo nel modo di porsi e soprattutto molto laborioso, onesto nel lavoro. Ecco, questi due principi, quindi l'attenzione ai problemi sociali e del mondo del lavoro e degli emigranti, da un lato, e la fede trasmessa dalla madre, hanno formato la sua personalità. E lo stesso Albino ricordava: quando ero piccolo mio padre era emigrante in Francia e in Svizzera. Mia madre mi faceva pregare per lui ogni giorno. Sono in grado di comprendere i sacrifici di quelli che sono fuori di casa e anche le preoccupazioni di coloro che, rimasti a casa, trepidano per gli assenti. Ed è interessante che proprio durante questa udienza ai bellunesi lui cita di essere stato invitato dagli emigranti ad Einsiedeln in Svizzera il 10 settembre del 1978 e dice così: guardando sempre c'è Don Mario Carlin, c'è Don Domenico, non siete con gli emigranti? Il bello è che il 10 settembre io dovevo andare con gli emigranti, pieno di buona volontà, ma come si fa? Il Signore mi ha incanalato per un'altra strada. È un problema che dura ancora nella diocesi di Belluno. Partono ancora. Quindi fate un po' qualche pensiero, pregate per queste famiglie, che del resto si fanno molto onore. Quando ero al concilio parlavo con il vescovo svizzero di San Gallo e diceva: oh, se tutti gli emigranti fossero come quelli della provincia di Belluno, tutti andremo molto bene, perché non sono tutti uguali, diceva, purtroppo. Questo vuol dire che vanno, lavorano, si fanno onore anche alla provincia, al paese da cui sono partiti. E il 2 settembre, giorno prima di questa udienza, il nuovo Papa scrive proprio una lettera agli emigranti italiani in Svizzera, scusandosi di non poter più partecipare all'impegno preso perché purtroppo l'hanno fatto Papa. Cari emigranti, avevo tanto desiderio di essere con voi ad Einsiedeln il 10 settembre. Ciò per onorare la Madonna in uno dei suoi celebri santuari e anche per essere in mezzo a voi, che mi ricordate che mio padre, mia madre e mia sorella furono come voi emigranti in Svizzera. Il Signore inaspettatamente mi ha avviato per un'altra strada. Sarò presente con il cuore e con la benedizione apostolica che impartisco a tutti voi, alle vostre famiglie, al vostro lavoro. E anche alcuni anni prima, l'allora patriarca di Venezia, Albino Luciani, aveva avuto a cuore proprio gli emigranti e particolarmente quelli che lavoravano in Svizzera, memore di quanto avevano lavorato lì i suoi genitori. Il corrispondente veneziano del Corriere degli Italiani di Lugano, il 18 gennaio 1970, mi chiede un breve pensiero per i nostri emigranti in Svizzera. Aderisco con tutto il cuore. Mia madre da ragazza ha lavorato in una fabbrica svizzera. Il papà, quando era fanciullo, lavorava in Svizzera da muratore. Ricordo quando il papà di primavera ripartiva da casa con la sua valigia e la tristezza di quei momenti. Ricordo come venivano lette e commentate le sue lettere. In una parola, ho visto e vissuto il dramma dell'emigrazione. Per questo è con tenerezza e viva comprensione che mando il mio cordiale saluto e che formulo i miei auguri per le famiglie che rivivono oggi quanto la mia famiglia ha provato ieri. Ecco, questi sono anche i fratelli e le sorelle di Albino Luciani. Da sinistra verso destra troviamo le piccole Pia e Amalia, che erano le sorelle del primo matrimonio del padre, perché il papà
Si era sposato 2 volte. Dalla prima moglie aveva avuto alcuni figli, di cui erano sopravvissute soltanto 2 sorelline sordomute. Erano parenti stretti, pertanto c'era questo problema di consanguineità. La moglie purtroppo muore giovanissima, poco dopo l'ultimo parto, e lascia 2 figlie orfane di madre. Il papà poi, alcuni anni più tardi, si risposa con Bortola Tancona, appunto la madre del futuro papa, dal cui matrimonio nascono 4 figli, ne sopravvivono 3. Il primogenito è Albino, il secondogenito è Tranquillo Federico, che morirà durante la prima guerra mondiale, piccolo. Il terzogenito è Edoardo, che vediamo nella foto a destra. La quartogenita è Antonia, che vediamo al centro. E quei 2 fratelli sopravvissuti sono arrivati entrambi novantenni e sono qui in questa foto negli ultimi anni della loro vita, nella valle di Garessa, nel punto in cui andavano a falciare il prato insieme al loro fratello maggiore Albino. Il Papa ricordava durante l'udienza che avrebbero risuscitato, diciamo, scavato dalle soffitte i compiti di quarta elementare, però che i suoi voti non erano tali da farsi onore. In effetti in condotta barcollava parecchio, perché aveva l'8, e con l'8 insomma si rischiava anche un po', con il 7 si rischiava proprio di ripetere l'anno. Lui era al limite perché non riusciva a star fermo. È tipico delle persone intelligenti, dei bambini vivaci che hanno un'intelligenza viva, quella di non riuscire a stare composti nel banco. Ecco, lui era uno di quelli, saltava sui banchi, tirava le trecce alle bambine, faceva i dispetti alle ragazzine. La maestra disperata lo chiamava quasi ogni giorno la mamma. Ma cominciò a mettere la testa a posto all'età della quarta elementare, quindi quando lui aveva circa 10 anni, e nasce l'idea di entrare in seminario. E citerà anche questa particolarità della sua preparazione. Lui dice: se avessi saputo che un giorno sarei diventato papa, avrei studiato di più. Lo dice durante l'Angelus precedente all'inizio della scuola in Italia. Anche il Papa è stato alunno di queste scuole, ginnasio, liceo, università. Ma io pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi: tu diventerai Papa. Oh, se me l'avessero detto, avrei studiato di più, mi sarei preparato. In realtà questo non corrisponde proprio alla realtà dei fatti, perché il piccolo Albino studiava tutto il tempo che poteva, era sempre intento alla lettura, in ogni momento libero dal lavoro, nei campi durante l'estate, nei prati, nei boschi, o in seminario appena aveva un attimo di tempo. Il piccolo Albino, che vediamo nella luce ovale, il secondo da destra seduto, iniziò i suoi studi nel seminario minore di Feltre per poi proseguirli in quello maggiore di Belluno. Eccolo qui, il seminario maggiore, seminario che per lui è stato la sua casa, la sua famiglia, e adesso diceva: dopo che al Signore e ai miei genitori devo tutto. In effetti, gran parte della sua vita bellunese il giovane sacerdote Albino la passò in seminario, come insegnante, come vicerettore. È strano pensare che questo ragazzo, venuto dal cuore delle Dolomiti, all'età di soli 25 anni, intanto, ecco una particolarità, inizia le scuole un anno dopo dell'età scolare, a 7 anni.
perché durante la Grande Guerra c'era stato un impedimento in un anno scolastico. Il 1918 è stato un anno difficile e quindi saltò il primo anno e quindi poté iniziare le elementari soltanto all'età di 7 anni e le concluse un anno prima perché fece la quinta durante l'estate della quarta. Quindi già questo ci dice il livello di intelligenza. Poi completò gli studi, pur avendo iniziato un anno più tardi, un anno prima, perché a 22 anni era già pronto per essere ordinato prete, ma non aveva l'età canonica. Pertanto il progetto di ordinarlo a Pasqua del 1935 dovette essere slittato a luglio di quello stesso anno perché la dispensa pontificia dal Papa non era ancora giunta e quindi all'età di 23 anni non compiuti, quindi di 22 anni e poco più, Albino era già sacerdote. A 25 era già vice rettore del seminario. A 35 era cancelliere e monsignore, a 36 era provicario generale e all'età di 42 anni, scusatemi, era già vicario generale. A 46 era vescovo, a 61 cardinale, a 65 papa. Diremo una carriera sfolgorante oggi. Lui non la vedeva così, non era una carriera, era un servizio per la Chiesa, al quale era debitore soprattutto a delle figure che lo avevano educato, quella dei genitori, che vediamo nella foto che lui conservava sul comodino quando morì nel suo letto nel Palazzo Apostolico, nell'appartamento del Papa. Fu trovato morto la mattina del 29 settembre. Accanto al suo corpo c'era questa fotografia. Il papà, la mamma con la nipotina Pia, la primogenita, in braccio. E la figura del suo parroco, l'amatissimo Don Filippo Carli, molto amato da lui, ma molto amato anche dalla popolazione. Un sacerdote che è stata una benedizione per la Valle del Biois, di cui era parroco, perché era illuminato, intelligente, pastore, capace di organizzare sia dal punto di vista spirituale che amministrativo. Ed è stato colui che lo ha forgiato, colui che gli ha insegnato a fare il parroco. Don Filippo ripeteva sempre che è importante parlare in maniera semplice, pur avendo grande cultura, noi dobbiamo diventare pastori d'anime, non illustri teologi. E questo Albino lo ricordava sempre. Lo ricordò da vescovo per i suoi seminaristi a Vittorio Veneto e lo ricordò anche a Venezia. Tento di dire che cosa faceva per noi seminaristi il parroco durante le vacanze. Dirigeva, consigliava, si informava, veniva ogni tanto a dare un'occhiata, ci rimetteva del suo, si intende. Ricordo il primo articolo che mi commise per il bollettino. Avevo finito la seconda liceo. Ne venne fuori, si può immaginare, un pistolotto lungo pieno di fiori letterari. Lo lesse con calma, lo posò sul tavolo con calma, studiò, fiutando tabacco, la risposta e disse: è ben scritto, ma sa di predica ed è troppo lungo e difficile. Pensa che lo deve leggere quella vecchietta, sai, che sta su in cima al paese. Te la immagini, povera vecchia, con gli occhiali sul naso, le mani tremanti, davanti a queste parole ricche di irte, di ismi che ci hai messo e a questi periodi così lunghi. Provati di nuovo, ma va a capo spesso e fa periodi corti, con idee semplici, vestite di immagini ed esposte con parole facilissime, e pensa alla vecchietta. Don Filippo lo avvia perfino al suono e alla musica, pur non essendo lui portato per la musica, né il parroco, né forse un po' neanche Albino, perché pur sapendo suonare bene, non era portato per il canto. Però imparò a suonare anche l'armonium, che il parroco gli aveva comprato apposta e che aveva collocato in una stanza poco distante dall'ufficio,
e che sopportava pazientemente tutte le prove che Albino e gli altri seminaristi facevano su questo strumento. Non si ferma a qui la formazione di Albino durante le vacanze, ma il parroco gli affida un compito estremamente importante e delicato, quello di catalogare un'illustre, importante e preziosa biblioteca che c'è nella parrocchia di Canale tutt'oggi, ed è, almeno allo stato attuale delle conoscenze, l'unico caso nella storica regione del Veneto di biblioteca di pieve rurale ancora interamente conservata. Ha un sacco di cinquecentine, di seicentine, di di libri del Settecento, ma soprattutto sono libri di estrema rarità. Sono stati stampati nei paesi nordici, in paesi protestanti in gran parte, si occupano di scienze, di storia, di filosofia, di arte, di chirurgia, perfino grammatiche in aramaico, in cinese, latino, libri di un'assoluta rarità, che lui legge, commenta e cataloga. Ora, questi libri non sono scritti soltanto in latino, greco, francese, italiano, lingue che Luciani conosce molto bene, ma anche in inglese, tedesco. E lui si mette quindi a studiare l'inglese e il tedesco finché riesce ad avere una conoscenza sufficiente per poter leggere questi libri. Da vescovo studierà anche lo spagnolo e il portoghese, arrivando da Papa con la conoscenza molto buona di tutte le lingue principali europee. I suoi discorsi da Papa sono in tutte queste lingue. Quando viene ordinato sacerdote, lascia dei ricordi degli anni del suo primo ministero molto commoventi. Dice di essere stato un cappellano con le tasche sempre al verde. Si ricordava, essendo stato poi cappellano, oltre che della parrocchia natale, anche della parrocchia di Agordo, di cui porta un bellissimo ricordo, ricorda appunto i ragazzi e la gente che veniva formata nel locale istituto minerario, ma anche i lavoratori delle miniere. Diceva che li incontrava per strada, poveri, sudati, sporchi di polvere, povera gente, diceva lui, quanti sacrifici. Alle 5:30 dovevo essere sempre qui, mi aspettavano per il lavoro in parrocchia. Ricordo gli ammalati, li visitavo quante volte potevo. Quanta umiltà dolorante, ma quanta fede ho trovato negli ammalati. Ecco, poi il vescovo Girolamo Bortignon, grande vescovo con un grande coraggio durante la seconda guerra mondiale, lo vuole accanto a sé. Percepisce la capacità di questo giovane sacerdote, che è ormai vicerettore insegnante da parecchi anni nel seminario di Belluno, lo vuole accanto a sé e lo crea cancelliere prima della curia vescovile, ma poi lo affianca al vecchio vicario generale, che però non ne vuol sapere di lasciare l'incarico. Allora gli trova una formula, che è quella di provicario. Di fatto è lui che a 36 anni gestisce la diocesi di Belluno. L'anziano sacerdote si ritirerà dopo 6 anni dalla sua carica, e quindi Albino diventerà il primo collaboratore del vescovo nel 1954, ormai con il vescovo successivo Gioacchino Muccin, che conferma la piena e totale fiducia in questo giovane sacerdote. Qui lo vediamo proprio in una foto storica, in una occasione speciale, che è il 1956, quando il vicario generale, quando il patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli, viene a Belluno per chiudere per il congresso eucaristico del 1956. È questa l'occasione in cui i due si conoscono, e 2 anni più tardi sarà proprio Papa Giovanni XXIII a consacrare personalmente in San Pietro il vicario generale di Belluno, Albino Luciani, vescovo nuovo eletto di Vittorio Veneto.
Questo accade dopo che era stato rifiutato 2 anni prima dalla congregazione per i vescovi, in quanto erano state mosse delle obiezioni alla sua candidatura. Il sacerdote avrebbe sofferto di disturbi, avrebbe avuto una statura troppo bassa, un modo di parlare troppo poco solenne, ma la provvidenza scrive dritto sulle righe storte e diventato papa Roncalli chiama accanto a sé i suoi vescovi del Veneto, del Triveneto, e chiede a quello di Padova, Bortignon, un buon nome da suggerire per Vittorio Veneto. E Bortignon dice Luciani, senza dubbio. Quando al Papa presentano queste obiezioni, Giovanni XXIII dice: ma scusatemi, non avete oggi un buon microfono? Mettetegli un buon microfono, così sentirete meglio la sua voce e non abbiamo il problema della voce. In quanto alla salute, facciamolo morire vescovo invece che farlo morire prete. Non c'è un problema. E quindi, saltando completamente queste obiezioni, lo consacra personalmente. E questo è l'unico momento in cui Albino Luciani lascia un diario personale. Lo fa proprio in questa occasione e scrive sul suo diario personale: Papa Giovanni adesso mi conosceva, mi aveva scelto lui stesso dopo aver sentito di me da parte di Sua Eccellenza Bortignon e Muccini. Sperava che sarei riuscito bene a Vittorio Veneto. E a Vittorio Veneto in effetti lui riesce bene, e appena entra nella nuova diocesi si presenta così: miei cari sacerdoti, miei fedeli, io sarei un vescovo veramente sfortunato se non vi volessi bene. Posso invece assicurarvi che vi amo, che desidero entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono. Questo modo di presentarsi, che contrasta totalmente con il metodo dei predecessori, che entravano in pompa magna con parole altisonanti, ma non perché fossero peggiori degli altri, ma perché lo stile era quello, si usava fare così. Lui rompe con una antica tradizione, prima del concilio, rompe nel 59 dicendo: sono polvere, sono cenere, e quello che salterà fuori di buono da me sarà solo la grazia del Signore. Lo ripete a Venezia quando entra patriarca, e sconvolgendo tutti lo ripete anche a Roma quando prende possesso della sua cattedrale come vescovo di Roma di San Giovanni Grano. Dice quasi esattamente le stesse parole. San Pio X, entrando patriarca a Venezia, disse: quanto sarei sfortunato se non vi amassi, ma io vi assicuro che vi amo, dice ai romani, e voglio mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel po' che ho e che sono. È il concilio però il momento in cui gli si apre il mondo davanti, ed è al concilio che lui subisce una trasformazione dall'educazione che aveva ricevuto piuttosto chiusa nel seminario di Belluno. Riesce ad entrare in contatto con vescovi di tutto il mondo e descrive con il suo stile giornalistico caratteristico il concilio come una partita di pallone, no? Dice: il concilio ecumenico che si aprirà tra 6 mesi a Roma nella Basilica Vaticana è una specie di partita straordinaria. Giocatori sono oltre 2000 vescovi. Arbitro in qualche modo è il Papa. Serve da stadio il mondo intero. Tra gli spettatori a mezzo radio e televisione saremo tutti noi. Più chiaro di così si muore. Molti vescovi in quel periodo cercano in vari modi di spiegare cos'è il concilio, ma la gente spesso non ne capisce nulla, perché erano quasi un secolo che non si apriva più un concilio, e questa stessa parola è una parola piuttosto enigmatica per la maggioranza delle persone. E lui, spiegandolo in questo modo, entra nel cuore di quello che è il concilio, spiegandolo in maniera accessibile a tutti. Addirittura dice di sentirsi come un ragazzo tornato a scuola, che sui banchi prende appunti, ecco, e addirittura parla dei suoi colleghi vescovi e dice:
Tutti in aula apprezzano lo stile di chi per non stancare dice chiare, brevi, quelle 2, 3, 5 cose che deve dire. Pochi apprezzano invece il procedere di chi prima annuncia che cosa dirà, poi si decide a dire, poi torna a dire che cosa ha detto. Ricordatevi di questo quando sarete preti e dovrete predicare. Cose chiare, brevi, sentite, dette con molta delicatezza e riguardo verso il pubblico. E coltiva la sua spiritualità. Dice in più occasioni che ama stare in silenzio con Dio. Nel palazzo episcopale di Vittorio il suo inginocchiatoio viene usato anche come scrivania. Prende le decisioni prendendo appunti e scrivendo davanti al Santissimo nella cappella. Quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, la mitra, lo zucchetto, l'anello scompaiono. Mando in vacanza l'adulto e anche il vescovo per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino davanti a papà e mamma. E le stesse cose si ripetono a Venezia. Nel momento della grande contestazione entra patriarca negli anni che seguono il 68 e entra dicendo sono la pura e povera polvere. L'ufficio di patriarca e la diocesi di Venezia sono le grandi cose unite alla polvere. Inoltre dice fanciullo di montagna ho conosciuto Venezia con l'immaginazione e quasi in sogno. Mi dicevano a Venezia le strade d'acqua sono solcate da gondole e le gondole le legano ai pali, come noi quassù leghiamo gli animali agli alberi. Qualcuno in mezzo alla folla si scandalizza. Un canonico della Basilica di San Marco si rivolge al vicino e dice se roba da putei. Peccato che il vicino era il nipote del patriarca. Ecco, per dire come era stato poco capito, il suo linguaggio era stato scambiato per mancanza di preparazione, quando invece era l'esatto contrario. La sua biblioteca personale era di 5.000 volumi e Luciani si era preparato tutta la vita senza volerlo e senza saperlo a fare il Papa. Ma soprattutto rimane stabile la sua attenzione verso il mondo del lavoro. Dice proprio nell'ingresso a Venezia, andando al simbolo della catechesi, ho portato, non sorridete con me, anche il piccolo vecchio catechismo che mia mamma ogni sera mi faceva ripassare. Lì, alla Formula 25, tra i quattro peccati che gridano vendetta e cospetto di Dio, venivano l'oppressione dei poveri e il defraudare la mercede agli operai. Guardate che non era scontato nel 70 dire queste parole da parte della più alta autorità dopo il Papa nello Stato italiano, perché nella nazione italiana, in quanto patriarca di Venezia, aveva il titolo più alto dopo il Papa e si sbilancia parecchio, pur rischiando di essere accusato di essere comunista per queste parole, cosa che all'epoca creava scalpore, no? Essendoci il contrasto tra i comunisti e la DC. Ecco, ancora si ritiene polvere, ancora cerca di dare il meglio andando a trovare gli ammalati, andando negli ospedali, cercando di avere contatto diretto con le persone. Ed è molto amato dalla semplice gente, dalla gente umile, proprio per questo suo tratto umano. Fa la fila davanti al traghetto, come tutti, per salire, non usa i privilegi della sua posizione sociale. Nel 72 Papa Paolo VI lo crea cardinale e scusate, lo preconizza per il cardinalato senza dirlo pubblicamente, quando gli pone sulle spalle la sua stola papale, e lo ricorderà questo episodio Luciani da Papa dicendo che lo ha fatto diventare rosso davanti a 20.000 persone. Ma nonostante la grande fiducia che il Papa nutre nei suoi confronti, lui continua la sua vita di prima. Si interessa dei problemi degli umili, va a trovare gli ammalati,
cerca un dialogo con i giovani, dialogo che non è facile perché si trova nella turbine della contestazione universitaria degli anni seguiti al 68. Ma nel suo periodo veneziano si pone anche una visita agli emigranti, anzi 2 visite agli emigranti, in Brasile e anche a Mainz, a Magonza in Germania, dove incontra i discendenti veneti degli emigranti originali che erano partiti dal Veneto nell'Ottocento. Ed è qui che stringe importanti amicizie, soprattutto in Brasile. Lì viene stimato e ammirato dalla conferenza episcopale brasiliana, in particolare dai vescovi, dai cugini vescovi Lorscheider, Ivo e Aloisio, che diventeranno i maggiori fautori insieme a Serafin de Araújo, che era il presidente della conferenza episcopale brasiliana in seguito, per l'introduzione della causa di beatificazione di Papa Luciani. Lì nel 75 si fa stimare dal cardinale Lorscheider, che durante il conclave sarà uno dei maggiori elettori e che convoglierà i voti su Luciani, ecco, durante il conclave. Ma anche il viaggio in Germania è stato importante, dove incontra il cardinale Folch, che poi lo troverà di nuovo in conclave, e anche in questo caso aiuterà sicuramente a far convergere i voti su di lui durante il primo conclave del 78. Naturalmente Luciani di tutte queste cose non è consapevole, è terrorizzato al solo pensiero di diventare Papa, perché sa delle enormi responsabilità che avrebbe avuto. E nel 77 a Fatima incontra Suor Lucia, che è un incontro su cui si è discusso molto e di cui non si sa in realtà bene il contenuto. Si sa solo che Luciani non ha voluto un interprete, ha parlato in portoghese per 2 ore e che è uscito sconvolto da questo incontro e che un anno dopo diventerà Papa. Ecco, questi elementi hanno fatto pensare a molti che Suor Lucia gli avesse predetto il pontificato. Noi questo probabilmente non lo sapremo mai, però è suggestivo pensarlo. Ma sicuramente gli può aver parlato dei problemi della Chiesa e che avrebbe dovuto affrontare la Chiesa negli anni successivi. Parte per il conclave scrivendo una lettera, più lettere, una alla sorella e poi ad altri amici e familiari, nel quale dice non esserci alcun pericolo per lui. Questo insistere sulla mancanza di pericolo a me fa pensare che dentro di sé il pericolo lo sentiva e come. Non per questo, dal momento in cui è stato eletto, ecco, scrive anche ai nipoti ripetendo lo stesso concetto, si affida totalmente alla grazia del Signore e alla fiducia in Lui, perché dal momento in cui accettò quell'elezione non mise più in discussione il fatto di essere il Papa. Lui era il Papa e si presentò dopo pochi minuti al telefono già come sono il Papa, pur sapendo di essere una persona fragile, con tante difficoltà, con i suoi limiti, con un grande peso da sopportare, si consola con i familiari dicendo non abbiate paura, non ho mosso una paglia per arrivare qua ed è per questo che sono tranquillo. Ecco, questo totale abbandono in Dio, anche di fronte a una grave responsabilità, esclude quella tesi, a mio giudizio, secondo la quale si sostiene che il Papa sarebbe morto schiacciato dal peso del pontificato. No, non può essere così. Le testimonianze che sono giunte anche nella causa di beatificazione dimostrano un uomo per nulla schiacciato dal peso del pontificato, anzi un uomo che sa che ha molti collaboratori, che ha molto lavoro da fare, molto da operare, da riformare, ma che è totalmente sereno perché si fida di Dio, di quello che Dio l'ha messo in quel posto e gli darà l'aiuto necessario per portarlo avanti. Nello stesso tempo con l'umiltà di sentirsi una ciabatta rotta, come dicevo, ma di essere Giovanni Paolo
primo per grazia di Dio. Ecco, la grande amicizia con Karol Wojtyła e con il cardinale Ratzinger hanno segnato la stima che questi pontefici avevano l'uno per l'altro e che hanno tuttora. Ratzinger è l'unico papa nella storia ad aver depositato una testimonianza in un processo di canonizzazione. Lo ha fatto solo per Albino Luciani. Il nuovo papa rinuncia alla tiara, rinuncia al trono, vuole una incoronazione con un solo paglio di lana, a significare che lui è il pastore universale della Chiesa, perché la lana ricorda le pecore e lui si sente il pastore responsabile del destino delle pecore che gli vengono affidate. Incontra i bellunesi, eccoli qui, il 3 settembre del 78, l'udienza che citavo prima, parla del primo Angelus dicendo di aver sentito vicino la preghiera di tanta gente e anche il supporto dei suoi colleghi, come li chiama lui, cardinali. Stupisce il mondo con quella frase che lui dice durante un Angelus: è papà Dio, soprattutto è madre, non vuole farci del male, ma soltanto farci del bene. E se siamo ammalati di cattiveria, se siamo poveri peccatori, è proprio in quel momento che lui ci sta ancora più vicino. Stupisce tutti chiamando dei bambini a fianco a sé, parla come un catechista di parrocchia, non perché non sia in grado di fare grandi discorsi, ma perché vuole dare un messaggio. Io sono qui al vostro servizio, pastore dei pastori. Chiama uno scolaro, chiama un chierichetto e instaura con loro un bellissimo dialogo. Il pontificato è breve, è brevissimo, 33 giorni soltanto, ma che sono bastati per entrare nel cuore di tutto il mondo. E le testimonianze che vengono in questi giorni dopo l'annuncio della futura beatificazione vanno tutte in questo senso. Una grande gioia per l'elevazione all'onore degli altari di questo grande Papa bellunese e veneto, che prima di chiudere gli occhi a questo mondo si è di nuovo affidato al Signore con una preghiera che faceva da quando all'età di 35 anni aveva rischiato forse di morire per una polmonite bilaterale. Ti chiedo una grazia, Signore, vorrei che tu mi fossi vicino nell'ora in cui chiuderò gli occhi alla terra. Vorrei che tu tenessi la mia mano nella tua, come fa la mamma con il suo bambino nell'ora del pericolo. Grazie, Signore. Il pontificato è durato poco, ma il suo successore ha voluto prenderne il nome, ha voluto aprire le sue visite ufficiali all'Italia partendo da Canale d'Agordo e passando poi a Belluno alla sera ha detto che la grandezza di questo Papa, del pontificato di questo Papa, è inversamente proporzionale alla durata del suo servizio sulla sede di Pietro. Ecco, lo ha detto il 26 agosto del 79, Karol Wojtyła, divenuto suo successore con lo stesso nome, appunto per portare avanti l'eredità di Papa Luciani. Qui vediamo dei momenti della visita di Giovanni Paolo II a Canale d'Agordo e questo grande affetto che il Papa ha voluto dare nel ricordo di Albino Luciani. Altre importanti personalità si sono susseguite nel paese natale negli anni successivi, come l'arcivescovo di Kampala, che ha ricevuto in dono dal fratello di Luciani la berretta cardinalizia che Luciani aveva in conclave quando è stato eletto a Papa, il cardinale Casaroli, segretario di Stato Vaticano, il cardinale Ganten, prefetto della Congregazione dei Vescovi, il cardinale Joseph Tomko, e l'arcivescovo poi cardinale Van Thuan, perseguitato a Saigon in Vietnam, figura di grandissimo rilievo di cui è in corso la causa di canonizzazione. Il cardinale Scola, il vescovo Savio che si è occupato di far partire la sua causa nel 2003. Ecco, il paese in questi anni si è attrezzato per poter rendere giusta memoria e un decoroso ricordo e servizio ai pellegrini che vengono a visitarlo con un nuovo museo
inaugurato dal segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin il 26 agosto del 2016. Il cardinale Parolin è diventato anche presidente della prima fondazione vaticana istituita a nome di Giovanni Paolo I proprio l'anno scorso, istituita da Papa Francesco, ed ha voluto personalmente presiedere questa istituzione che ha preso sotto la sua ala protettrice tutti gli scritti di Albino Luciani per la valorizzazione dell'archivio personale di Luciani e del pensiero di Albino Luciani. E quindi è un gesto anche di grande considerazione verso il futuro beato. Varie personalità si sono succedute e continuano a succedersi e vengono a visitare questo museo che raccoglie la memoria di questo territorio che ha dato alla Chiesa un grande Papa, ma che ha dato anche tante altre grandi personalità che in un certo senso hanno preparato e formato il terreno per Papa Luciano. Il museo è multimediale, raccoglie non solo i suoi ricordi personali, ma anche la vicenda della sua vita e del suo territorio. Da circa 2 anni è stata aperta anche la casa natale di Papa Luciani, visitabile grazie appunto al cardinale Beniamino Stella, che ha accettato di essere il postulatore della causa di canonizzazione di Papa Luciani, casa che è stata restaurata con l'impegno della diocesi di Vittorio Veneto, che ne è la proprietaria, e che viene gestita dalla Fondazione Papa Luciani, un ente comunale nato nel 2009 apposta per gestire il museo e la casa natale. E la prossima beatificazione, che dovrebbe avvenire tra la primavera e l'estate del 2022, ecco, queste sono le voci, poi non c'è ancora una conferma che verrà fatta da Papa Francesco quando verrà scelta la data, porterà finalmente a tutto il mondo un'ufficializzazione della santità di quest'uomo, ma anche la possibilità di meglio conoscere questa sua figura che ha tanto da dire alla società attuale, proprio per la sua grande carica umana e per la sua evangelicità, per il suo modo di aver vissuto in maniera ordinaria, semplice il Vangelo. Se fosse qui oggi Albino Luciani direbbe certamente, ecco, oso farmi interprete del suo pensiero, direbbe: ma perché me fate santo? Perché non avete fatto mia nonna, quelle povere vecchie che hanno assistito gli emigranti a partire, che hanno sofferto per la mancanza del marito in famiglia, che hanno allevato dei figli, che hanno visto morire i propri figli nella prima guerra mondiale o nella seconda? Perché avete fatto me? Perché non avete fatto loro? Ecco, chiudo con questo episodio che la dice tutta nella sua concezione della santità. Quando lui andava a visitare la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, chiedeva alle suore di aprirgli la cucina annessa dove la mamma lavorava da ragazza, e le suore esterrefatte aprivano la cucina e lui andava a baciare il lavello della cucina, e le suore ancora più esterrefatte chiedevano: ma Eminenza, ma cosa fa? Io sto baciando il luogo dove mia madre si è fatta santa, lavando le pentole. Ecco, lui diceva che amava la Madonna delle Pignate, non la Madonna con i vari titoli, ma la Madonna delle Pignate, perché si è fatta santa pelando patate o qualcosa di simile, visto che le patate non c'erano ancora, e facendo le pulizie, allevando il figlio. Ecco, questa è la santità che avrebbe tanto desiderato, riconosciuta Albino Luciani, e credo che lo meriti proprio anche per questo suo concetto di santità. Ecco, io saluto tutti e ringrazio i veneti nel mondo per questa opportunità di incontrarci insieme, e invito tutti a visitare il Museo Albino Luciani, la casa natale nel suo paese natale. Ringraziamo Loris per questo suo intervento dedicato alla figura di Albino Luciani, davvero fatti e curiosità che descrivono ancora di più una figura straordinaria che deve essere
ancora di più studiate, ed ecco il motivo per cui è presente una fondazione, anzi due fondazioni, la prima presente a Canale d'Agro, la seconda invece in Vaticano, e ovviamente anche il museo, il MUSAL, il museo dedicato proprio ad Albino Luciani, che si trova nel paese natale di Albino Luciani. Parliamo di Canale d'Agro e vi invitiamo davvero a visitare quest'area museale davvero interessante. Termina quindi la quarta parte dell'appuntamento di oggi con la giornata dei Veneti nel mondo, la grande storia dell'emigrazione veneta. Noi ritorneremo in diretta tra pochi minuti, sempre direttamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. A breve partiremo con la quinta parte, che è a cura del giornalista Simone Tormene, dipendente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che curerà questo suo intervento dal titolo Ricordi di una valigia, storie di emigranti bellunesi. Un'ora in cui scopriremo storie e curiosità di tanti bellunesi, che avremo modo di approfondire. Anche questa è storia dell'immigrazione. Torniamo tra pochi minuti, rimanete con noi.